Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. C'è un nuovo impianto d'eccellenza nella Bassa Padovana. Il 14 aprile l'inaugurazione ufficiale del nuovo palazzetto dello sport di Schiavonia, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ha richiamato grandi e piccoli sportivi. Il nuovo impianto sarà a disposizione dei comuni e delle società sportive di Este, Acqua Petrarca e Monselice. Per i sindaci dei tre comuni è stata una giornata importante per poter di nuovo lavorare insieme per i giovani del territorio. Ed è un grosso passo avanti per lo sport in generale, che è un'attività che dovrebbe far migliorare non solo il fisico ma anche lo spirito e essere di guida per tutti i giovani, per uno sviluppo sano nella loro vita futura e sociale. Questa struttura, guardate, è un simbolo per questo territorio. Noi ci troviamo in una frazione dei nostri comuni, Schiavonia, richiamiamo questa frazione che in qualche modo ha avuto un'infrastruttura importante che l'ha divisa a metà, la strada regionale 10. Questo palazzetto è il simbolo di cercare di rimetterci insieme, di rimettere insieme le nostre comunità. Fare sport insieme vuol dire riuscire ad essere insieme per cercare di fare agonismo, ma anche per cercare di stare bene insieme con altre persone. È un motivo comunque di collaborazione, penso sia la prima intesa che nasce tra i comuni di Este e qua. Ben vengano queste intese, il dialogo è fondamentale, soprattutto per lo sviluppo della Bassa Padovana. L'impianto è stato realizzato nell'ambito del progetto Palestre della Fondazione Cariparo, che dal 1997 ha avviato questa iniziativa a favore dell'educazione e della formazione fisica dei giovani. Per noi è una giornata particolarmente importante a questo progetto che è stato concepito ancora oltre 10 anni fa, cioè quello di realizzare degli impianti sportivi per i giovani nel territorio delle due province di Padova e Rovigo. Questa è veramente una giornata di festa, è il primo impianto che si inaugura in provincia di Padova. A questa localizzazione siamo arrivati con una consultazione che è stata promossa dai CONI e i CONI hanno individuato le aree che necessitavano, che erano più carenti di impianti sportivi, e secondo questa logica e secondo il risultato di questa indagine abbiamo individuato le sedi dove stabilire gli impianti medesimi. In occasione della grande inaugurazione, il palazzetto ha ospitato l'amichevole tra Carifè Ferrara e Snyder Udine, la prima partita in Europa disputata con il nuovo tracciato dei campi di basket. Nuove regole che saranno un po' un cambio epocale sotto l'aspetto tecnico ovviamente, soprattutto l'arretramento cosiddetto della linea del tiro da 3 punti che da 6,25 passa a 6,75, cioè 50 cm più distante dal canestro, comporterà ovviamente delle nuove strategie, delle nuove tattiche per quelle che sono le difese, gli attacchi e queste cose qua. Più di 500 spettatori erano presenti a questa prima importante partita, conclusasi 75-69 per il Carifè Ferrara, e che ha tenuto con il fiato sospeso gli appassionati di pallacanestro e i semplici visitatori accorsi per godere del nuovo palazzetto fin dal primo giorno di attività. La speranza ora è che le amministrazioni che gestiranno la struttura e le società che ne usufruiranno possano continuare a riempire il palazzetto proprio come nella giornata inaugurale. Io vorrei però che fra 1, 2, 3 anni questo palazzetto fosse sempre pieno come oggi, non solo di spettatori, di atleti, di terzi. È la parte più difficile. Un'aria nuova, entusiasta, si è respirata dall'inaugurazione fino a tarda sera, alla conclusione della partita. Un segno che questo palazzetto darà nuovo respiro allo sport nel territorio della Bassa Padovana.